Questa sera ci troviamo nella splendida cornice della Villa di Maser per Morlacco in Villa, manifestazione giunta alla sua quarta edizione. Ci saranno chef e malghe, i veri protagonisti di un percorso gastronomico dedicato al Morlacco del Grappa di Malga, accompagnato dai vini della Strada del Vino di Asolo e Montello. Tra poco ascolteremo i veri protagonisti della serata e vi accompagneremo in un viaggio fatto di degustazioni, qualità e territorio. Il Morlacco è la pietra miliare per quello che riguarda la promozione di Aprolav. Siamo partiti 30 anni fa da Malgamure e abbiamo visto negli anni la trasformazione di questo prodotto, che è diventato prestigio slow food da prodotto che non poteva essere consumato in quegli anni. L'orgoglio di chi ci ha lavorato, di Bruno Bernardi, che l'ha voluto assolutamente diciamo così, inserire nelle produzioni di qualità del Veneto, ha fatto sì che le malghe che prima non erano state caricate con le vacche adesso hanno tutte le loro produzioni, e questo è un orgoglio che credo che Aprolav si debba portare dietro, perché è l'inizio del percorso che ha portato a quella qualità veneta che noi predichiamo, che noi siamo orgogliosi di rappresentare. Per quanto riguarda il comparto delle malghe venete, stiamo attraversando un momento un po' particolare dovuto alla fauna selvatica, dovuto al discorso del latte crudo, dovuto anche alla mancanza del ricambio generazionale, e quindi da questo punto di vista noi ci stiamo impegnando da 30 anni come associazione per cercare di valorizzare e promozionare questo prodotto, per valorizzare anche il territorio, anche perché essendo il Veneto una regione a vocazione turistica penso che sia importante e fondamentale che i prati, i pascoli siano a posto, siano in ordine. Poi per quanto riguarda le manifestazioni noi ne facciamo tutta una serie, proprio quest'anno ricordiamo anche i 30 anni, siamo partiti nel lontano luglio del 1996 per promozionare il Morlacco del Grappa, e quindi l'impegno da parte dell'associazione c'è tutto, per far capire anche al consumatore l'importanza e il ruolo che riveste il malghese o il malgaro come si vuol chiamare per quanto concerne il massiccio del Grappa in questo caso. E la mia battuta è sempre quella che un grappa senza vacche è come un cielo senza stelle, e quindi da questo punto di vista ci dobbiamo tutti impegnare affinché possa continuare. Un evento molto importante e la manifestazione di stasera non è una semplice degustazione, ma è un evento che racconta la storia di un prodotto, il Morlacco, che fa parte sì della storia del Monte Grappa, però fa parte anche di Maser, perché a Maser già più di 20 anni fa si svolgeva la sagra del Morlacco sul Mostacin, e quindi averla riproposta da qualche anno grazie all'impegno della Proloco di Maser, all'Associazione regionale allevatori latte del Veneto qui in Villa Barbaro, che è conosciuta in tutto il mondo, per noi è veramente un tema di grande promozione del nostro territorio. Il Comune di Maser, la Proloco e le altre istituzioni, Aprolav inclusa, stanno facendo un grande lavoro di valorizzazione dei prodotti tipici locali, dall'olio alla ciliegia, e questa sera siamo qua insomma con il tema del Morlacco. Quindi è un lavoro approfondito che valorizza non solo questa comunità o comunque l'ambito dell'Asolano, ma soprattutto la provincia di Treviso, perché ricordiamoci che siamo la prima provincia in Italia per DOP IGT. Ma la Villa di Maser è patrimonio dell'umanità UNESCO, è una casa che è sempre stata aperta, e adesso grazie ai fondi che abbiamo avuto per restaurare il giardino della Comunità Europea ancora l'accoglienza è sempre più ampia, e accogliere queste manifestazioni, questi prodotti straordinari che abbiamo è una grande gioia, fa parte proprio del senso di condivisione e di accoglienza che è la nostra tradizione veneta, che è la grande tradizione di Palladio, la grande tradizione di Veronese. E benvenuti sempre.
Prolocco, come tutte le Prolocco, la Prolocco di Masers ha un compito istituzionale che è quello della promozione del territorio e dei suoi prodotti. Quindi quando parliamo di prodotti uno dice: ma cosa c'entra Masers con il Morlacco del Grappa? Beh, e poi con la Villa di Masers soprattutto. Allora, Villa di Masers è bellissima e già di suo diventa una boutique per la presentazione di qualsiasi prodotto. Però storicamente la Villa di Masers, la proprietà, era legata a una malga del Grappa, la malga Meda. Era tradizione, tra l'altro, che tutti i ragazzini, i bambini, andassero su in malga durante l'estate, un po' come andare alle colonie al mare. E qui stiamo parlando degli anni 50, 60, 70. E a gestire questa malga era un cittadino di Masers, una famiglia di Masers, e questa è la base di questo legame. Dobbiamo fare un passo indietro. La stagione delle ciliegie a Masers è terminata pochi giorni fa, quindi abbiamo questo ricordo di questo frutto rosso e si voleva abbinare questa nostra caratteristica, questo caratteristico frutto di Maserino con il formaggio che viene prodotto adesso in Montegrappa, e l'abbinamento è stato facilissimo, nel senso Morlacco, questo formaggio tenero, questo formaggio molto saporito, con l'amarottico delle ciliegie e la dolcezza anche della ciliegia di Masers. Come vini, come strada del vino Asolo Montella, abbiamo portato quelli che sono i vini del nostro territorio e delle denominazioni che ci sono in questo territorio, quindi dall'Asolo Prosecco superiore di OCG Extra Brut fino all'Extra Dry e al Brut. Poi ci sono l'Incrocio Manzoni, che è un vino bianco autoctono della DOC Asolo Montello, l'Asolo Montello DOC in particolare con la Recantina, questo vitigno riscoperto, e il Montello Rosso di OCG, quindi una selezione di tutti quelli che sono le 3 denominazioni e i vini dei Colli Asolani e del Montello.